Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Verona Live. Questa sera affrontiamo un tema importante, parliamo di autismo. La nostra città da tempo ha iniziato un percorso inclusivo per sensibilizzare la cittadinanza e ha recentemente attivato anche delle iniziative concrete per aiutare le persone con disturbi dello spettro autistico a sentirsi a proprio agio negli ambienti pubblici e all'interno degli esercizi commerciali. Ascolteremo gli interventi di Leonardo Zoccante, coordinatore del centro regionale di disturbi dello spettro autistico di Verona, di Elena Sironi, psicologa e psicoterapeuta, e di Giovanni Marcolini, presidente del gruppo Asperger Veneto. In collegamento con noi la consigliera comunale Maria Fiore Adami, la collega Laura Bocchi e Monia Gabaldo, medico pediatra e madre di 3 bambini autistici. Iniziamo però come sempre dalla lettura del bollettino Covid e lascio la parola al collega Alessandro Bonfante. Buonasera Matteo, buonasera a chi ci segue da casa. Andiamo a vedere i dati in Italia, dati del Ministero della Salute elaborati da JD Visual come sempre sulla situazione Covid-19. Meno 197 ricoverati con sintomi in Italia, meno 44 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare meno 7.386 sul territorio nazionale. E poi invece andiamo a vedere i dati dei casi registrati, più 13.318 casi totali registrati nelle scorse 24 ore e più 628 decessi, un dato che purtroppo fa ancora molto male. E andiamo a vedere invece la situazione del vaccino. Ieri l'assessora Lanzarin ci aveva annunciato di questo vaccino day il 27 dicembre e infatti è arrivata la notizia il 27 dicembre, la prima vaccinata sarà un'infermiera, secondo quanto appunto si apprende da fonti dello Spallanzani e della regione. Si tratta di un'infermiera, la prima che sarà vaccinata a Roma, e intanto è arrivato il via libera, dopo quello dell'EMA, anche dell'AIFA al vaccino Pfizer-BioNTech. Lo vediamo da questa notizia dell'ANSA, via libera dall'Agenzia Italiana del Farmaco all'immissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer-BioNTech. E a proposito di vaccino, c'è questa indagine dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che sono 2 su 3 gli italiani disposti a farsi vaccinare, appunto. Questa è la percentuale, il 67%. La percentuale tra l'altro sale negli anziani all'84%. Ecco, questo quindi il quadro oggi della situazione Covid in Italia. Grazie Alessandro, come sempre vedremo se il vaccino, che progressivamente si farà largo tra i cittadini italiani, potrà essere un po' il viatico per la fuoriuscita dall'emergenza, perlomeno l'emergenza sanitaria. Ora veniamo al tema del giorno e parliamo di autismo. Come dicevamo all'inizio della puntata, da tempo la città di Verona si è dimostrata attenta e sensibile a questo tema grazie proprio alla sensibilità e all'impegno innanzitutto del compianto assessore senatore Stefano Bertacco e poi di altre tante persone, molte delle quali saranno nostre ospiti questa sera. A febbraio 2020 è stato anche firmato un vero e proprio protocollo Welcome Blue per permettere un'inclusione delle persone con autismo negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, in tutte quelle situazioni dove c'è necessità di accogliere meglio e a dovere le persone che soffrono di questo disturbo. E il 14 e 17 dicembre scorso in particolare 2 webinar informativi hanno posto l'accento nuovamente sul tema. Non tutti sanno che proprio nella nostra città, tra l'altro, ha sede uno dei centri specialistici più importanti d'Italia sullo studio e la cura dei disturbi dello spettro autistico. Sentiamo appunto le parole del coordinatore di questo centro, il dottor Leonardo Zoccante. Centro che è ubicato all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. È un centro che si occupa di diagnostica, cioè di fare le diagnosi ai bambini che giungono appunto in osservazione, si occupa di diagnostica differenziale, cioè di capire quali possono essere anche altri disturbi che si collocano vicini allo spettro autistico, e poi si occupa di clinica, accertamenti clinici per andare a cogliere quali possono essere le cause
che sottointendono i disturbi dello spettro autistico, e poi infine si occupa di ricerca, facciamo anche un'importante attività di ricerca scientifica. Ma cosa sono i disturbi dello spettro autistico? Come vengono diagnosticati oppure osservati? Lo abbiamo chiesto a Elena Sironi, psicologa e psicoterapeuta. Sentiamo. Allora, i disturbi dello spettro autistico sono una condizione che riguarda ormai tantissimi bambini, ragazzi e adulti. Noi che ci occupiamo sia di diagnosi che poi di intervento abilitativo lavoriamo su quelle che sono le aree di difficoltà per questi ragazzi, prevalentemente delle aree sociali e quindi di relazione con l'altro, legate anche a delle difficoltà magari nell'avere degli interessi che possono essere in linea con quelli dei pari, nelle abilità di gioco. E quindi ad esempio quello che noi facciamo quando andiamo a vedere quali sono i comportamenti che ci allertano rispetto a una possibile diagnosi, andiamo a guardare quelle che sono delle abilità oltre al gioco, appunto di interazione e di scambio con l'altro, quindi se ci sono delle condivisioni all'interno del gioco delle attività, se ci sono dei momenti in cui il bambino cerca la nostra attenzione, come il bambino cerca la nostra attenzione. E allo stesso tempo anche se ci sono dei comportamenti che vengono chiamati comportamenti ripetitivi, che ovviamente per la persona hanno un senso e una funzione anche alle volte di alleviare disagio o di aumentare un piacere sensoriale, però quelli che possono essere delle stereotipie, vengono chiamate così, o comunque dei movimenti che possono essere appunto per noi strani, possono appunto allertarci rispetto a una possibile diagnosi. E quindi queste sono un po' le cose che andiamo a guardare. Che cosa comporta tutto questo? Ovviamente un percorso molto lungo per la famiglia e per la persona stessa nel corso della sua vita, perché bisogna andare a lavorare o comunque ad insegnare alcuni comportamenti diversi, soprattutto legati magari alla comunicazione o anche soltanto al come rimanere in relazione con gli altri. E quindi come dire, da piccoli comportamenti che noi vediamo quando il bambino è molto molto piccolo, in età precoce, poi si va a costruire tutto quello che è il percorso della persona all'interno del corso della sua vita. E diamo ora il benvenuto alla consigliera comunale Maria Fiore Adami, che era stata prima firmataria a inizio del 2019 di una mozione che proponeva all'amministrazione comunale l'assunzione di responsabilità nei confronti delle persone con autismo. Ne nacque anche grazie alla sensibilità dell'allora assessore ai servizi sociali Stefano Bertacco, che abbiamo ricordato, ma anche all'ospite che seguirà poi, quindi la consigliera Laura Bocchi, Verona Blu. Benvenuta consigliera Adami. Buonasera a tutti, ben trovati. Allora, prima di iniziare però, ancora un secondo di pazienza, perché farei vedere una breve rassegna stampa che ricorda quel primo percorso che ha portato alla costruzione di un vero e proprio progetto sull'autismo, e mi riferisco in parte, e vediamo una rassegna sul nostro sito veronadaily.it, questo è un articolo del 25 marzo 2019 sulla nostra testata La città si colora di blu per l'autismo, e qui vediamo insomma Sala Razzi con lei, con il sindaco Sborina, appunto con il compianto assessore Ciro Maschio, il presidente del consiglio comunale, la consigliera Bocchi, e ne nacque appunto una serie di eventi, un periodo dal 29 al marzo al 7 aprile in cui la città ha dato spazio con tantissime iniziative. Chiaramente una di queste che amiamo ricordare è stato anche il 6 aprile, quando in consiglio comunale sono intervenute appunto persone con disturbi allo spettro autistico e hanno fatto delle proposte, sono usciti proprio delle mozioni presentate appunto dai ragazzi che si sono impegnati assieme all'amministrazione, hanno dato dei consigli. E poi infine ricordiamo il 15 aprile 2019 andò in scena uno spettacolo straordinario in Gran Guardia, con una Gran Guardia completamente esaurita, vediamo qui questa foto, alla quale appunto parteciparono tutti gli ospiti già citati prima e anche un Roberto Pugliero che si prodigò in quell'occasione anche per la causa. Cominciamo quindi ricordando un po' questi primi passi, consigliera Adami. Come nacque un po' la volontà di sensibilizzare l'amministrazione e la città di Verona su questo tema?
Allora, intanto la ringrazio per aver ricordato l'assessore Bertacco con cui io e anche la consigliera Bocchi abbiamo condiviso, diciamo, la nascita la volontà di perseguire un concetto, una parola spesso anche troppo usata in modo inflazionato, che è l'inclusione. La volontà era quella appunto di usare anche un metodo, no? Prima di tutto formalizzare un'intenzione, che era quella di considerare la nostra città una città inclusiva, una città che si tingesse di blu e questo è stato fatto, come ricordava, attraverso una proposta di delibera che, devo dire, è stata accolta all'unanimità in Consiglio Comunale e che impegna così in maniera strutturale l'amministrazione nostra, ma tutte le amministrazioni che verranno, ad impegnarsi, ad accendere e ad avere un'attenzione, diciamo, a tutti quei ragazzi, quei giovani adulti e quegli adulti appunto che vivono la condizione dell'autismo. Devo dire che è stato un percorso che ci ha dato molto perché ha permesso innanzitutto di mettere attorno a un tavolo tutte le associazioni che nel nostro territorio operano in maniera costante e capillare e che spesso sono formate da persone che vivono nel loro personale la condizione dell'autismo, e chi meglio di loro ci può dire quali sono gli strumenti necessari per rendere appunto una città inclusiva ed attenta. E così, diciamo, da lì è partita questa esperienza che negli anni, insomma, porta a tingere di azzurro le diverse, se possiamo dire, deleghe o comunque le diverse funzioni che un'amministrazione comunale porta avanti. Così come poi la consigliera Bocchi parlerà di Welcome Blue, voglio dire, è un lavoro, diciamo, in itinere. Mi permetto di dire che anche quest'anno, che è un anno, voglio dire, in cui tutti abbiamo vissuto il limite, abbiamo avuto un'esperienza diretta del limite, ancor più ci deve portare a quel senso di condivisione e a vedere, quando lo dico spesso vengo bacchettata perché ho sempre un'idea positiva della vita, nel senso di vedere anche in questo momento di forte impasse di tutto il nostro territorio, di tutta la nostra nazione, la possibilità di andare oltre ai problemi endogeni e strutturali che abbiamo ancora oggi quando si parla di inclusione. Voglio e continuo a ricordare in maniera veramente sentita e partecipata, data anche magari da esperienze mie personali, che l'inclusione non vuol dire concessione di diritti, ma garantire i diritti. Quindi oggi che ci poniamo davanti a una ristrutturazione, diciamo, parlo della scuola, parlo del lavoro, parlo di tantissime realtà, ci dobbiamo porre nell'idea che includere è parte del sistema, non un altro sistema, e quindi oggi abbiamo questa possibilità. E come credo che poi la consigliera Bocchi, insomma, che è appassionata, che vive proprio nel suo vissuto, insomma, la condizione e anche quello che sta facendo, insomma, sia tutto diretto verso questa prospettiva. Tra l'altro, se non sbagliamo, lei è anche presidente della commissione per il sociale in comune. Al di là dell'autismo, che è uno dei temi importanti, è il tema anche che affrontiamo questa sera, la sfida appunto per la sua commissione si fa ancora più grande alla luce proprio dell'emergenza che stiamo affrontando, l'emergenza Covid, che sta facendo soffrire molti nuclei familiari anche all'interno del comune di Verona. Quindi ci aspettano mesi abbastanza intensi, no? Devo dire che nella mia commissione sono tanti i temi che sono posti all'ordine del giorno. Devo dire che io sono molto orgogliosa della mia città, dove c'è un tessuto associativo che lavora in maniera fervente e con continuità, e che sicuramente anche attraverso quelli che sono i patti di sussidiarietà si riesce, insomma, a creare molto. Ripeto, per me oggi deve essere un'opportunità. Oggi ero collegata con la consulta della disabilità del Comune di Verona e tanti sono stati i temi posti al centro, su cui anche per noi che abbiamo chiaramente un outfit politico non devono essere temi su cui lavorare, per poi dare degli strumenti concreti, insomma, perché tutto ciò non si vanifichi in semplici parole, ma diventino realtà concrete e possibilità.
ricordava prima il consiglio comunale con i ragazzi che sono venuti, insomma, ci ha permesso, insomma, di avere proprio dalla loro voce le reali necessità. Questa è la direzione, e sicuramente oggi più che mai, oggi ad esempio un tema che a me preoccupa molto anche come lavoratrice, insomma lavoro nel sistema produttivo, è l'inserimento lavorativo di questi ragazzi. Quanto si deve spendere in formazione, ma non spendere solo in termini economici ma anche di tempo, quanto le organizzazioni di categoria, quanti l'imprenditoria oggi ancora non è pronta, ad esempio, ad investire sull'inserimento della disabilità intellettiva al lavoro. Devo dire che spesso è molto demandato all'iniziativa personale, no? Perché i tempi di formazione e di tutoraggio all'interno di una realtà produttiva è chiaramente un costo, però bisogna capire anche quanto ne acquistiamo in termini di clima lavorativo, di clima organizzativo. Ecco, sono temi che secondo me oggi devono avere una rilevanza sia nel nostro territorio locale ma anche a livello nazionale, però vedo che insomma, si sta lavorando molto e auspico che le parti politiche almeno su questi temi raggiungano chiaramente un'unione di utenti. Ecco, siamo in conclusione del suo intervento. Ha un sogno nel cassetto che può riguardare sempre il progetto Verona Blu o Welcome Blu, insomma, poi vedremo l'evoluzione anche di questa idea iniziale che c'era stata, oppure in generale sul tema che la vede protagonista a livello politico, quindi l'ho appena detto, il tema della disabilità. Ha un auspicio, un augurio che si fa anche personalmente per il prossimo anno? Guardi, allora per il prossimo anno spero, perché purtroppo l'anno scorso per il Covid non abbiamo potuto replicare la settimana di Verona Blu, e spero e credo comunque anche con l'attuale assessore, insomma, di dare continuità a questa realtà, perché se c'è una cosa che ci manca a tutti è socializzare e abbracciarci non solo virtualmente. Oggi è la quarta connessione che faccio e sinceramente credo che abbiamo tutti bisogno di questo. Per quanto riguarda poi il mio impegno sul tema anche da un punto di vista politico, l'altro giorno è stato approvato un emendamento, insomma, che aumenta il fondo sull'autismo di 50 milioni di euro, e credo che un welfare futuro non debba essere solo un welfare sproporzionato, diciamo, dal punto di vista economico, ma debba offrire servizi. Ecco, tutti noi abbiamo un sogno, e il mio sogno è quello che si diventi veramente un mondo inclusivo dove non si debba chiedere ma si ha senza chiedere, perché il mondo è già strutturato per garantirti i tuoi diritti. Grazie Maria Fiora Adami. Chiaramente, parlando di incontri virtuali, ecco, la facciamo incontrare con la sua collega Laura Bocchi, alla quale poi diamo chiaramente la parola, così anche per diciamo un passaggio di parola, perché vediamo adesso l'evoluzione un po' di quell'idea embrionale Verona Blu che si è concretizzata poi in ulteriori passaggi. Fa piacere rivedervi insieme, come ci siamo visti, ecco, Alessandro non c'era, però possiamo dirlo, noi tre ci siamo visti proprio su quel palco alla Gran Guardia, che fu una serata straordinaria, no Laura? Beh, hai fatto vedere prima qualche immagine, mi sono commossa, e mi ricordo una frase, visto che c'è qui la collega Dami, eravamo sedute vicine e Mary mi ha detto: Laura, guardati indietro, vedi quante persone ci sono, siamo riuscite a fare tutto questo. Io lo dico ancora con emozione, perché è vero, tutto questo è nato, e la mia collega lo sa, perché in quel periodo, lo sanno ormai tutti, ho avuto la diagnosi di autismo del mio bambino, che allora era molto piccolo, aveva neanche 2 anni. E all'interno del comune di Verona siamo colleghi, ma siamo anche amici, e quindi ho parlato di questa cosa con la consigliera Dami, e lei subito mi ha tirato su di morale, mi ha detto: Laura, facciamo tutto quello che possiamo fare. E quindi è nata la sua delibera, che mi ha aperto il cuore,
e da lì ovviamente l'assessore Bertacco non c'è neanche stato bisogno praticamente di dirgli quello che si voleva fare, perché lui era subito immediatamente d'accordo, anzi più entusiasta di noi di questa cosa, ed è nata Verona Blu proprio per obbligare, tra virgolette, ma in modo positivo, tutte le amministrazioni che si susseguiranno a Palazzo Barbieri a fare degli eventi sull'autismo, e si è sempre detto Verona Blu doveva essere un cappello, una realtà, diciamo, che poi andava a concretizzarsi su tutte le varie deleghe dei vari assessori. Hai citato prima tu Welcome Blu, che riguarda ne parleremo sì, adesso. Ci saranno anche tutta una serie di iniziative, quindi devo dire che veramente quello che è successo a partire da Verona Blu a Verona è una cosa che mi emoziona, che dimostra come basti fare un po' di gruppo, basta prendersi a cuore una materia e con poco semplicemente fare quello che ha detto la collega, di accendere una luce blu in questo caso su qualcosa che c'è, che esiste e che molti non riescono a vedere. Allora, prima di rimanere solo con lei, consigliera Bocchi, congediamo Maria Fiore Adami perché si deve collegare, insomma, a un altro impegno, però le chiediamo anche a lei un ricordo particolare di quella serata che, insomma, alla luce anche di quanto è successo dopo, purtroppo immagino che le ha lasciato, come alla collega Bocchi, anche delle emozioni indimenticabili. Allora, innanzitutto Matteo ti dico che sei precettato per il prossimo anno, chiaramente. Devo dire che allora, innanzitutto ci sono tanti momenti di quegli eventi che mi sono rimasti nel cuore, ma quello che più mi ha fatto emozionare è vedere le persone proprio coinvolte e presenti, cioè c'erano, cioè, come dicevi tu, ti giravi, la Gran Guardia era gremita e questo ti aiuta, ti sostiene, ti supporta e ti dice stai andando nella direzione giusta, no? Perché sicuramente quella sera lì qualcuno avrà sicuramente saputo qualcosa di più sulla condizione dell'autismo. E la cultura, il sapere, la conoscenza è l'apripista, diciamo, per l'inclusione. Quindi un piccolo tassello che sicuramente, come diceva la collega Bocchi, lavorando in condivisione, con un senso proprio di appartenenza al tema, e vivendo anche come vive la consigliera Bocchi il tema, ti aiuta a lavorare per la giusta direzione, quindi questo ti dà grande gratificazione, devo dire. Grazie Maria Fiore Adami, grazie per la partecipazione e grazie per questa preziosa testimonianza. Grazie mille. Bocchi, allora guardiamo un attimo dal nostro sito, appunto veronadaily.it, una notizia del 7 febbraio, appunto, dove a Verona il primo protocollo per negozi e locali. Questo appunto un articolo del 7 febbraio scorso. Vediamo l'onorevole Fontana assieme all'assessore Zavarise, poi c'era lei, il presidente Scalzotto della provincia, il vice sindaco Zanotto, insomma una riunione importante dove si annunciava questo protocollo, questo progetto pilota Welcome Blu, che ha fatto numerosi passi avanti. Ecco, ci può raccontare nello specifico di cosa si tratta, ce lo può ricordare? E ricordiamo anche che sono stati fatti 2 webinar, il 14 e il 17 dicembre, che tengono alta l'attenzione proprio sul tema e sono stati organizzati e voluti proprio dal Comune. Sì, allora diciamo che dopo Verona Blu si è deciso che oltre ad accendere una luce, a fare cultura, a fare informazione, fosse importante anche andare nel concreto e quindi aiutare le persone con autismo, le loro famiglie, a poter vivere la vita di tutti i giorni. Sembra una cosa banale, però ciò che per noi è naturale, spesso per le persone che hanno l'autismo e per le loro famiglie non è così scontato. Il progetto, diciamo che è un po' di una Verona autism friendly,
è partito dal commercio, ma poi vedrete anche negli anni passerà anche su altre tematiche, proprio perché ci sia un ampio spettro, diciamo così, non solo nell'autismo ma anche nella presa in carico proprio della cittadinanza di quelli che sono cittadini veronesi a tutto tondo, ma che purtroppo non riescono a vivere Verona così come la viviamo noi. E come hai detto bene tu, a febbraio c'è stata la firma di questo protocollo molto importante ed integrato, proprio perché c'è stata la firma di ULSS 9, la firma dell'azienda ospedaliera, abbiamo di tutte le firme delle associazioni di categoria del commercio, c'era il dottor Zoccante, per cui è stato proprio un lavoro per mettere assieme tante realtà, e quella firma doveva seguire un evento in Gran Guardia, anche lì per formare i commercianti, e poi per la giornata internazionale dell'autismo, che è il 2 di aprile, presentare i primi esercizi. Purtroppo anche lì il Covid ci ha presi alla sprovvista, per cui questa giornata in Gran Guardia è stata annullata. Adesso abbiamo deciso di riprendere in mano la cosa, abbiamo capito che purtroppo la Gran Guardia per un pochino non riusciremo ad aprirla, e quindi abbiamo sfruttato questa ormai modalità che abbiamo imparato ad utilizzare durante questo periodo, che è quella dei webinar, e abbiamo fatto 2 webinar, peraltro andati in diretta a YouTube e tuttora possono essere visti sul canale YouTube del Comune, in modo che i commercianti, che sicuramente anche loro vivono un momento difficile, possano poterli vedere e rivedere con calma. C'è il dottor Zoccante e la dottoressa Sironi che hanno spiegato veramente in modo molto attento, semplice e capibile quali sono quelli piccoli escamotage che possono servire ai commercianti per aiutare le persone con autismo, perché a differenza di altre disabilità, come per esempio le disabilità fisiche, dove per riuscire ad adeguarti e quindi ad andare incontro hai bisogno dell'abbattimento delle barriere architettoniche, per cui di un lavoro sostanziale molto importante, le barriere architettoniche, chiamiamole così, per l'autismo sono veramente poco. A volte basta l'empatia, a volte basta anche solo conoscere questa situazione che molti fanno fatica a capire, perché io stessa, finché non l'ho vissuta in prima persona, la conoscevo sì tramite la lettura di qualche articolo, tramite qualche film, a volte anche fuorviante, e quindi fare dell'informazione spesso vuol dire che una mamma, e l'ho detto anche durante questi webinar, arriva in un negozio, magari invece di arrivare e per vivere una situazione stressante può chiamare prima e avvisare queste persone, certo, che hanno frequentato, diciamo, Welcome Blue: guardate che io arrivo con il mio bambino che ha l'autismo, e queste persone possono capire anche atteggiamenti a volte particolari dei bambini. Magari mio figlio si butta a terra perché in quel momento c'è un rumore forte, perché magari gli sto provando una scarpina per vedere se gli va bene, e per lui quel tessuto magari gli fa fisicamente molto male, un dolore che noi non percepiamo ma che per loro è molto importante. Quindi già sapere che in quel momento io accanto ho delle persone che sanno quello che sta succedendo, che non mi giudicano, che non devo, tanto anche questo, davanti a loro dire scusate, mio figlio è autistico, è tanta cosa, perché io dico sempre mio figlio è autistico ma non è stupido, mio figlio non sa parlare ma capisce benissimo, quindi è anche brutto che i genitori debbano sempre dire scusate, è autistico. Io invece arrivo lì e mio figlio viene trattato per quello che è, un bambino con le sue peculiarità, ma che può essere se stesso senza avere sempre un'etichetta. E su questi temi... Sì, grazie, rimanga lì con noi. Adesso do la parola al mio collega Bonfante, poi torneremo da lei, consigliera, rimanga lì. Su questi temi infatti abbiamo un contributo del dottor Zoccante, per la regia è Zoccante 2. Qual è l'approccio che si dovrebbe avere nei confronti di una persona con disturbi dello spettro autistico? Quali sono le difficoltà di inserimento? Quindi sentiamo di nuovo il dottor Zoccante. Allora, il disturbo dello spettro autistico è uno dei disturbi che comportano una invalidità sul piano sociale, proprio perché la persona con autismo fa molta fatica a mettere insieme, integrare, associare più aspetti organizzativi
quando appunto noi dobbiamo compiere una determinata attività. È come se la persona con autismo avesse un pensiero ipertrofico ma molto localizzato, molto diciamo ristretto, e fa molta fatica a prendere in considerazione, come vi dicevo, i tanti lati, aspetti o sfaccettature di una, diciamo, di un'attività, in modo che possa essere integrata. Faccio un esempio: se io da qui da Borgo Trento voglio raggiungere Borgo Roma, ho una serie di strade che io conosco e posso scegliere. Sarebbe invece un grosso problema se io, partendo da Borgo Trento e voglio raggiungere Borgo Roma, quello che succede è che continuo a girare su me stesso all'interno del quartiere di Borgo Trento per mezza giornata senza raggiungere Borgo Roma. Che cosa comporta questo? Comporta che una persona con disturbo dello spettro autistico è finalizzato su una cosa senza però prevedere tutto il corollario, quindi con una grossa difficoltà nell'ambito della comunicazione e della socializzazione, proprio perché non vede tutte le sfaccettature dell'agito. E diamo il benvenuto a Monia Gabaldo, medico, pediatra e mamma di 3 bambini autistici, per capire ancora meglio ciò di cui stiamo parlando. E Monia, che abbiamo conosciuto proprio nel 2019, e la sua storia ha contribuito notevolmente a far conoscere meglio questo disturbo. Benvenuta Monia. Buonasera a tutti. Allora, diamo uno sguardo un attimino. No, lo facciamo vedere dopo. Un progetto interessante che appunto di cui parleremo tra pochissimo. Insomma, la tua storia, ripresa anche sul sito Giornale Pantheon, poi chiedo anche al collega Alessandro Bonfante di mostrarla sul suo monitor, ha fatto 40.000 visualizzazioni. Le varie apparizioni sulle testate nazionali hanno contribuito a sensibilizzare moltissimo, diciamo, l'opinione pubblica su un tema che ha investito te, ci diamo del tu, se mi permetti, e tuo marito. Sì. Proprio perché ci siamo incontrati, c'è stata una bella chiacchierata anche tra di noi, e la tua testimonianza è stata preziosa, in alcuni casi anche un po' criticata perché coinvolge dei minori, però era assolutamente necessario far capire e testimoniare cosa si prova addirittura ad avere 3 figli con il disturbo autistico. Una storia veramente particolare e preziosa la vostra. Sì, non è facile far vedere al mondo i miei figli, soprattutto quando hanno delle difficoltà, ed è la maggior parte delle volte quello che mostro, però è l'unico modo per dare un po' di speranza alle famiglie, intanto che non si sentano sole, perché non sono solo loro a vivere la condizione dell'autismo, ma anche tante altre famiglie come noi. E poi per far conoscere l'autismo, in quanto è stata un percorso molto difficile fare diagnosi di tutti e 3 i bambini, e poi anche su me e mio marito, e quindi questo significa che c'è ancora molta, permettetemi il termine, ignoranza anche nel mondo medico, ma anche sociale, di quello che è il disturbo dello spettro in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue gravità. E quindi era necessario, sia da medico, da mamma, da proprio la mamma con 3 bambini nello spettro, mostrare quelle caratteristiche di cui magari si parla tanto, ma si hanno poche immagini e esempi reali, che possono invece aprire proprio la mente di tantissimi a un mondo completamente nuovo, di cui non sapevano neanche l'esistenza. E poi appunto poter aiutare chi si occupa anche del mondo scuola, ma anche, come hanno presentato con Welcome Blue il consigliere Bocchi, portare degli esempi della quotidianità che possono essere utili anche per altre persone, quindi non so, il commerciante piuttosto che l'insegnante, piuttosto che tante altre figure che girano intorno alla quotidianità di ognuno di noi. Tra l'altro ricordiamo e facciamo vedere proprio dal nostro sito veronadaily.it quell'incontro che ci fu proprio nell'aprile del 2019 a casa vostra. Io venni proprio a trovarvi, e la storia
ovviamente mi emoziona molto. Ricordiamo che lei ha un figlio, Derek, figlio maggiore, e poi Liam e Colin, invece 2 gemelli più piccoli. Se per Derek, diciamo, fu diagnosticato all'inizio, diciamo, anche il disturbo, non si prevedeva forse che anche i gemelli soffrissero dello stesso disturbo dello spettro, no? Perché comunque anche nel calcolo delle probabilità, come avete invece capito, quando avete capito che anche Liam e Colin erano all'interno dello spettro? Purtroppo in realtà è diversa. Derek è stato diagnosticato molto tardi. Dopo. E sono state le diagnosi che sono arrivate tutte insieme. Quindi se a febbraio abbiamo diagnosticato Derek con un disturbo dello spettro autistico grave, poi ad aprile Liam moderato grave, entrambi non verbali, poi Colin, che invece era l'unico verbale, è stato quello che ha dovuto aspettare, anche per una questione di lista d'attesa, la diagnosi, in quanto sicuramente era più lieve, però a novembre abbiamo avuto la diagnosi anche per lui. Quindi in realtà i disturbi c'erano, i problemi c'erano, ma c'erano dei confondenti legati allo stato di salute di Derek, che aveva spesso vomiti, aveva proprio delle condizioni associate per cui spesso i colleghi dicevano: ma no, è quello che non lo fa parlare, è quello che gli dà le stereotipie, eccetera eccetera. Quindi è stato posticipato diciamo l'inquadramento di Derek a livello neuropsichiatrico perché c'erano degli altri problemi di salute. Nel momento in cui abbiamo fatto la diagnosi a Derek è stata dopo qualche mese, e anche lì sì c'è stato un blocco dicendo non è possibile che tutti e tre, invece tutti e tre erano nello spettro, e quindi anche questo mi ha spinto tantissimo a mostrare l'autismo, perché proprio perché così diversi, 3 fratelli, mostravano quanto poteva essere diverso il disturbo dello spettro anche in uno stesso nucleo familiare. Ecco, alla luce proprio dell'esperienza diretta che ha vissuto, che sta vivendo assieme a suo marito, che definizione darebbe lei dell'autismo? Cioè, alla luce proprio anche di un'esperienza diretta. Direi che siamo soltanto un modo diverso di processare le informazioni, dei sistemi operativi. Dal nostro sito veronadaily.it anche una notizia del 2 aprile 2019, quando l'allora ministro per la famiglia Lorenzo Fontana ha postato in quel periodo proprio un tweet, un video sempre di Monia e diciamo dei loro bambini insieme al marito Gabriele, e chiaramente anche questo contribuì a una diffusione ampia del messaggio che Monia ci ha ricordato, quello di fare informazione, di sensibilizzare i cittadini, e in particolare, se riusciamo a ristabilire il contatto sempre con Monia, parleremo a breve di questa ulteriore iniziativa, Il mondo di Derek, un corto che racconta la vita della famiglia Selmo Gabaldo. Selmo è il cognome, chiaramente, di Gabriele, marito di Monia. Un cortometraggio per raccontare il percorso, la forza, le speranze di una famiglia con 3 bambini autistici straordinari, Derek, Liam e Colin. Appunto, il corto, finanziato dal bando del MIUR Cinema e della Scuola e alla Rete Cittadinanza, Costituzione e Legalità di Verona, è stato realizzato dall'insegnante regista Salvatore Aiello. Il comune coinvolto è anche il comune di Villafranca, in particolare, dove risiedono i coniugi Selmo Gabaldo. Non siamo, mi sembra di capire, in grado di ristabilire il contatto, allora andiamo avanti, al limite lo recuperiamo dopo e andiamo avanti. Alessandro, quanto sono importanti la sensibilizzazione e l'informazione riguardo a questi temi? Lo abbiamo chiesto anche a Giovanni Marcolini, presidente del gruppo Asperger Veneto, anche lui presente agli webinar promossi dal comune, quindi sentiamo il contributo di Giovanni Marcolini. È fondamentale perché diciamo che il problema delle persone con autismo è un problema che deriva dal fatto che vivono in una società che non ha questa mentalità, questo modo di pensare. Diciamo che l'autismo non è una malattia, è una condizione, è un modo di ragionare, di vedere le cose. Quindi quando le persone con autismo si trovano a vivere in un contesto
a loro adeguato, praticamente la loro disabilità, le loro difficoltà si attenuano molto, e di conseguenza adeguare la società, adeguare il contesto è tanto importante quanto aiutare queste persone a superare le loro difficoltà relazionali. Addirittura una cosa altrettanto importante per l'Asperger in particolare è quella del riconoscimento, perché queste persone, quando si presentano in un esercizio commerciale, possono anche essere fraintese, perché possono essere riconosciute come persone particolarmente pignole, persone particolarmente, parlo degli Asperger in particolare, oppure fastidiose, perché per esempio le luci troppo forti, le luci al neon o rumori fastidiosi per loro sono insopportabili. Quindi se viceversa vengono riconosciuti e l'ambiente, l'esercizio commerciale, la persona con cui interloquiscono minimamente tiene conto del loro modo di essere, del loro modo di interagire, i problemi si attenuano moltissimo. Quindi questa iniziativa per noi è fondamentale, anzi continueremo su questa strada e stiamo preparando anche con dei volontari dei protocolli derivati da altre pubblicazioni che nel mondo anglosassone, che da questo punto di vista è molto più avanzato del nostro, sono già pronti. Vorremmo renderli fruibili anche nella nostra, nell'ambito italiano, rendendoli abbastanza friendly, semplici, praticabili. Andremo a cercare di contestualizzare il mondo delle emergenze, le forze dell'ordine, gli autisti degli autobus, certo, eccetera, eccetera, una serie di persone, certo, di categorie. Ecco, torniamo in linea sia con Monia che con Laura. Era saltata per un attimo la connessione, l'abbiamo ristabilita. Dicevamo, Monia, prima di passare poi di nuovo a Laura e proseguendo ancora qualche minuto tra di noi, abbiamo fatto vedere nel momento in cui è partito il segnale un articolo che abbiamo riportato sul sito giornalepantheon.it che riporta questa ultima in ordine cronologico iniziativa, Il mondo di Derek, un corto che racconta la storia della vostra famiglia. Ecco, dici com'è nato, chi sono gli attori coinvolti anche a livello istituzionale e qual è lo scopo di questo corto? Allora, devo ringraziare il Comune di Villafranca, ovviamente il sindaco e l'assessore Tiberio, che è la coordinatrice di Rete Cittadinanza e Costituzione e Legalità di Verona, che mi ha proposto di collaborare a questo film insieme a questo regista Salvatore Aiello, che non conoscevo e che invece si occupa spesso del sociale. Produce dei film con la scuola proprio su questi temi. All'inizio avevamo pensato a una storia appunto sull'autismo, ma poi purtroppo, visto il Covid, abbiamo dovuto un po' cambiare e abbiamo deciso di proporre un diario del nostro percorso, proprio dall'inizio, dopo la diagnosi e poi quello che abbiamo fatto e i risultati raggiunti. E questo l'abbiamo fatto per aprire un varco, aprire una breccia sul mondo dell'autismo. Non serve ad insegnare cos'è l'autismo, ti insegna a pensare e a riflettere su quelle che sono le problematiche di una famiglia in cui ci sono dei bambini che hanno delle difficoltà e che devono essere gestiti in un certo modo e proporre costantemente delle alternative, e ogni volta che si fa una richiesta ci può essere una reazione inaspettata, soprattutto per il mondo, tra virgolette, dei neurotipici. E questo può essere di estremo aiuto per chi lavora a scuola, per chi lavora appunto nei negozi, ma anche per chiunque, anche il vicino di casa, sapere che magari quello potrebbe essere non un capriccio ma una meltdown, per esempio. E questo era quello che è lo scopo del film, e quindi sensibilizzare il più possibile la comunità.
ed è già in rete, quindi chiunque volesse vedere questo corto può cercarlo anche sulla piattaforma YouTube, Il mondo di Derek, e dura circa 34-35 minuti. È un documentario che racconta proprio la storia della famiglia con immagini originali del tempo, no Monia? Immagini che avete raccolto nel corso degli anni, tu e tuo marito. E poi ti chiedo a tal proposito, prima di vedere un altro piccolo contributo e poi tornare da Laura Bocchi, hai sottolineato quanto sia importante intervenire subito, precocemente, nella diagnosi di questa, diciamo, di questo disturbo, di questa patologia, perché prima si interviene e maggiori sono le possibilità di correggere, corretto questo termine, correggere, come potremmo definirlo utilizzando un linguaggio anche appropriato, consono. Ma trovare delle strategie alternative, Okay. per fare le cose che le persone ci chiedono di fare, non omologazione, ma avere proprio un approccio unico su ogni singolo soggetto, ed è ora di imparare a non omologare tutti, ma a proprio ad avere un approccio per ogni singola persona, a prescindere dall'autismo in realtà, per come proporre delle richieste, come la rielaborazione delle informazioni può essere estremamente diversa per ognuno di noi, e quindi non sorprenderci se arriviamo magari a risultati anche diversi con una stessa domanda. Quello che a noi, che a tutti serve, è proprio quello di essere ascoltati e di dare a tutti pazienza, tempo e serenità, sorrisi. Ecco, è arrivato tra l'altro qualche minuto fa un messaggio parlavamo del cortometraggio, proprio del regista Salvatore Aiello, che ci scrive: sono orgoglioso di aver collaborato con Monia Gabaldo al docufilm Il mondo di Derek, è stata per me un'occasione per conoscere una realtà straordinaria che mi ha travolto, emozionato e motivato come regista, come insegnante e come persona, e ringrazia poi la Rete Cittadinanza, Costituzione e Legalità di Verona, Monia e Gabriele, e poi i ragazzi Liam, Colin, Derek e il loro mondo. È firmato Salvatore Aiello, che quindi ci saluta e ci segue in diretta. E insomma, Alessandro, adesso vediamo un altro contributo però, e dopo torniamo da Laura. Sì, un momento. Eccoci qui. Si può definire l'autismo una patologia ancora poco conosciuta in Italia? Sentiamo ancora il dottor Zoccante, sentiamo. Beh, adesso stiamo facendo notevoli progressi nell'ambito della ricerca. Ovviamente, quando una persona ha il disturbo dello spettro autistico, ritornando anche alla sua domanda precedente, noi organizzando l'attività, cioè dando alla persona con autismo quegli input che gli fanno capire anche quali sono un po' le sequenze da compiere, come si coordina un'attività, la persona con autismo ne trae notevole beneficio. Abbiamo una collaborazione stretta con l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale stiamo portando avanti importanti ricerche sull'intercettazione precoce, cioè nell'individuare i sintomi il più precocemente possibile, quindi nel primo anno o 2 anni di vita, in modo tale poi, con la collaborazione della famiglia, di intervenire per favorire un intervento abilitativo molto precoce e proficuo sul piano poi della resa. E il dottor Zoccante chiaramente ha confermato quello che ci ha già detto Monia Gabaldo. Laura Bocchi, è stato un periodo difficile per tutti, quello delle restrizioni, a cui siamo tuttora sottoposti chiaramente, ai prossimi giorni addirittura il lockdown nazionale e quant'altro. Quali conseguenze ci sono state o quali difficoltà avete dovuto vivere? Parlo al plurale perché sia lei chiaramente che Monia siete madri di figli con diciamo il disturbo dello spettro autistico. Se è stato difficile per noi, chiaramente in alcuni casi penso sia stato difficile anche per voi genitori e per i vostri figli, no? Rimanere chiusi in casa. Ma è stato molto molto difficile, se pensate che una delle, diciamo, armi che ci aiuta con l'autismo è la brevetà. Questi ragazzi e questi bambini riescono a vivere in modo più tranquillo, evitando delle crisi anche importanti, se hanno un'idea
di ciò che sta per succedere. Quindi il lockdown ci ha messo in una condizione dove abbiamo sbaragliato un po' quelle che erano le routine e quelle che erano le certezze. Quindi immaginate questi bambini e questi ragazzi che dalla sera alla mattina non sono più andati a scuola e loro erano abituati a svegliarsi alla stessa ora, andare a scuola, avevano tutto uno schema in immagini che i genitori gli facevano vedere rispetto a quella che sarebbe stata la routine. Dalla mattina alla sera hanno dovuto improvvisamente cambiare senza avere modo e capacità di spiegare ai loro figli cosa stava succedendo. Poi aggiungo anche che molti, soprattutto bambini che vivono nello spettro autistico, hanno iperattività. Quando dico iperattività non intendo la classico, essere agitati di molti bambini. L'iperattività si parla proprio di un'iperattività, passatemi il termine, patologica, anche se non è il termine più esatto, e quindi abbiamo dei bambini che fisicamente si muovono e continuano a correre. Io penso per esempio a mio figlio che correva avanti e indietro per casa, avevo il timore che andassimo a finire dalla signora che abitava di sotto, e correva avanti e indietro per casa veramente per ore. Quindi avere questi bambini chiusi in casa è stato difficilissimo. Aggiungo un'altra ed ultima cosa: facciamo una fatica enorme a comunicare con i nostri figli. I nostri figli, soprattutto Ludovico e tutti quei bambini che sono a basso funzionamento e per cui non riescono né a parlare ma neanche a comunicare. Ludovico sta in questo periodo facendo delle terapie di logopedia per riuscire a farci capire, indicando delle immagini, ciò di cui ha bisogno, ed è comunque difficile perché lui non riesce ad associare un'immagine a ciò che realmente sta accadendo. Noi avevamo quindi dei bambini con dei bisogni che noi non riuscivamo a capire e loro non riuscivano a comunicarci. Quindi è stato veramente un dramma, perché ci siamo trovati chiusi in una scatola ad avere dei bambini, dei ragazzi che andavano in profonda crisi senza poter né capire né poter realizzare quella che era la loro necessità. Devo fare però un ringraziamento all'assessore regionale Lanzarini e anche al dottor Zoccante, perché proprio in quel periodo hanno permesso una piccola deroga ai bambini e ai ragazzi come i nostri, che è stata quella di poter uscire. Anche il dottor Zoccante in un momento del genere ha mandato dei certificati a casa a tutti noi genitori, e avevamo la possibilità, ovviamente con un solo genitore, di poter uscire, andare in zone isolate, insomma, ma poterli sfogare. E in un momento dove non puoi spiegargli cos'è il coronavirus, cosa sta succedendo, perché dalla mattina alla sera devi stare chiuso in casa, e noi gli abbiamo insegnato invece che bisogna andare all'asilo, che bisogna giocare, che ci sono delle scansioni temporali per fare ogni cosa, perché non lo potevano più fare. Quindi abbiamo potuto portarli fuori, nel caso di Ludovico per esempio, a sfogarsi nelle corse in un giardino, e quindi a sollevare lui e anche la povera signora Elda che ci abita di sotto e che ormai deve sopportare di avere dei vicini un po' diversi ed esuberanti, ecco. I casi ovviamente sono i più disparati, c'è differenza anche tra caso e caso, e sul tema delle restrizioni è intervenuto, e sentiamo l'ultimo intervento di Zoccante proprio su questo tema delle restrizioni. Sì, allora ci sono delle forme di disturbi dello spettro autistico che con l'emergenza sanitaria hanno avuto importanti disagi. Tutte quelle forme di disturbo dello spettro autistico dove il bambino ha dei ritmi, delle ritualità, come vi ho detto prima, no? Che si ipertrofizzano su un'attività, e se tu gliela cambi, la modifichi, questa persona va in notevole disagio. Abbiamo avuto quindi delle persone, soprattutto poi quelle forme di autismo, che hanno una tendenza all'iperattività, che hanno bisogno di uscire, bisogno di muoversi, comporta dei problemi per rimanere all'interno di uno spazio chiuso. Ci sono degli altri invece che hanno tratto dei benefici indirettamente, nel senso che rimanevano protetti all'interno del loro edificio, ma purtroppo perdendo tutto quello che era stato acquisito prima mediante gli interventi abilitativi, per cui possiamo avere purtroppo delle conseguenze legate al Covid su più aspetti a seconda delle diverse forme di autismo. Monia, qual è stata invece la tua esperienza legata al Covid, quindi la gestione familiare nel periodo in particolare di lockdown, ma insomma in questo periodo che stiamo tuttora vivendo?
Ma forse più, come diceva Zoccante, la seconda parte, nel senso che noi abbiamo avuto dei benefici nell'isolamento perché riuscivo a gestire con più serenità alcune cose che doveva fare Derek, per esempio con i compiti. Però d'altro canto, quando poi ha ricominciato la scuola, si è visto che ha avuto una regressione importante a livello di socializzazione. Il vantaggio, mettiamolo così, svantaggio che ha la nostra famiglia è che siamo una squadra e come squadra lavoriamo tutti i giorni insieme, quindi come un piccolo gruppo terapeutico che continuiamo a stimolare. La routine, come diceva anche il consigliere Bocchi, è vero, per noi è necessaria. Siamo riusciti a riprodurre delle altre routine, ma ovviamente gli stimoli erano diversi e quindi abbiamo puntato su altre cose. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e ricominciare da capo sulla socializzazione, che però è mutata ulteriormente, perché a scuola adesso distanziamento e mascherina. Io a Derek ho insegnato avvicinati, prendi la mano, eccetera, ma adesso devo dire no, non lo fare più, e ovviamente è difficile spiegare che devono cambiare totalmente quello che gli è stato insegnato prima e quindi c'è una certa confusione in questo senso, ecco. Se è difficile anche per noi chiaramente rivedere le nostre abitudini, chiaramente il tempo di riprogrammazione di quel famoso linguaggio di cui parlavi richiede ancora più tempo. Siamo nelle fasi conclusive della nostra puntata e vi ringrazio per la partecipazione perché le vostre testimonianze sono preziosissime. Io lascio in questo appello finale, in questo messaggio finale, prima della consigliera Bocchi e poi di Monia, un auspicio, un augurio. Ci stiamo mettendo alle spalle questo 2020 che è stato un anno davvero, speriamo, irripetibile, speriamo, e ci aspetta un 2021. Arriverà il vaccino in dose massicce anche in Veneto con i primi di gennaio. Ci auguriamo che l'emergenza sanitaria possa rientrare pian piano. Pensando un po' al tema di questa sera, quindi al tema dell'autismo, al tema delle disabilità, ma anche in generale, qual è il vostro auspicio, l'augurio che vi fate e che fate ai veronesi, alle persone, alle famiglie che con voi stanno combattendo giorno dopo giorno anche diciamo la battaglia della sensibilizzazione alla disabilità e all'autismo in particolare? Ma per quel che mi riguarda, io sono certa che questo periodo difficile abbia fatto comprendere anche alle persone che non vivono la disabilità e in particolar modo l'autismo cosa voglia dire. Mi riferisco appunto a questo periodo dove siamo stati isolati, ci siamo sentiti soli, ci siamo sentiti appunto distaccati dalla società, abbiamo fatto fatica nelle relazioni. Ecco, in questo momento abbiamo potuto vivere, seppur in piccola parte e in un modo sicuramente diverso, quello che vivono gli autistici. Sinclair, un autistico ad alto funzionamento, per cui capace di parlare, di comunicare, di spiegarsi, diceva sempre: noi siamo come degli extraterrestri mal equipaggiati, per cui siamo in un mondo che fa fatica a capirci e al quale noi non riusciamo ad interagire. Ecco, forse questo periodo difficile, ed io ne sono certa, ci ha permesso e ha permesso a tutte quelle persone che non hanno vissuto questa realtà e non hanno potuto toccarla con mano di capire cosa vuol dire. Per cui sono assolutamente certa che il 2021 sarà l'anno in cui riusciremo ad accogliere le persone con autismo nella nostra società a 360 gradi. Lo dicevo prima, il progetto Welcome Blue andrà avanti su tutta una serie di altri fronti. Sono contenta perché il ritorno che c'è stato con i commercianti è stato altissimo, penso, ma mi permetto di citarli perché sono cofondatori, Adigeo piuttosto che Esselunga hanno già partecipato e li vedrete integrati, l'aeroporto, per cui è veramente un humus e un sottosuolo molto fervente per questa tematica, per cui io non ho auguri, ma sono certa assolutamente che sarà un anno favorevole per noi e che riusciremo ad uscirne veramente in questo caso migliori. Grazie Laura Bocchi. Monia, chiudiamo. Allora, come diciamo noi in famiglia, e lo diciamo a tutti, combattere sempre e arrendersi mai. Continuiamo ad andare avanti, noi famiglie, per i nostri figli,
E invece tutti gli altri, io devo dire che in questo periodo di sofferenza ho trovato un sacco di persone veramente straordinarie che si sono veramente avvicinate al mondo dell'autismo con un grande supporto. In primis anche il nostro regista Salvatore Aiello, che a sorpresa ha conosciuto un mondo che, anche se ha sempre lavorato nel sociale, non aveva mai visto con questi occhi, con le mie memorie, ha aperto diciamo una visione diversa dell'autismo. E non solo lui, tanti insegnanti che si sono iscritti a dei corsi di formazione che Villafranca ha organizzato, per 50 posti sono iscritti in 220, quindi Caspita. le persone vogliono sapere. Loro vogliono sapere, quindi è una speranza anche per le famiglie, un grazie a tutti quelli che vogliono conoscere e una speranza per tutti, perché la conoscenza ci permette di costruire qualcosa di migliore per tutti quanti, soprattutto per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro e tante altre neurodiversità e disabilità, ma poi per tutti coloro che si sentono diversi. Grazie anche a te, Monia, un saluto anche a Gabriele, a Liam, e a Derek, insomma a Ludovico. Ho dimenticato Liam, Derek, Colin, esatto, mi mancava, Sì, perché caspita, sono tanti, sono 4. Sono tanti, E ovviamente grazie Ne ho per la fatti vostra simpatia, per la vostra diciamo testimonianza importante da parte della redazione di Verona Network. Chiaramente anche a voi, alle vostre famiglie, un augurio di buon Natale e insomma ancora grazie per quello che ci avete testimoniato questa sera. Grazie a voi. Grazie a voi. Alessandro, chiudiamo qui e Verona Live torna domani. Domani sera. Grazie a tutti. Arrivederci.